Piacere. È lei che abita qua? Ti do del tu, dai, Guarda andiamoci che del... c'è qualcosa qua, eh. Ah, possiamo? Posso entrare anche agli altri. Ah, è già entrato lui? Sì. Tu hai sentito qualcosa qua? Senti? Io ti ho detto 1 anno e 8 mesi. E racconta. capisci che uno che vive così in montagna è aperto percettivamente. Hai Sicuramente, capito? perché io ho un amico che fa il pastore e le sente di tutte e di più. E giorno, notte, no, non ho mai sentito niente. Tante storie, quello sì, ho raccontato a loro quello che ho sentito, perché ovviamente stando qua e devi fare amicizia un po' con tutti, passa su un sacco di gente che ti racconta, che ti racconta la storia del borgo. E Noi possiamo usare la tua voce nella registrazione? se volete sì, dai, Ok. tanto. E bastano immagini sostanzialmente, perché No, non no, no. vogliamo... No, assolutamente. Però ti Però dico... possiamo riprendere le case quelle... Sì, ma Possiamo postarle in non c'è YouTube, nessun non problema, hai problemi. non c'è a parte Ok. questa, ti dico, questa qui adesso vi porto dentro e ascoltate, loro hanno già filmato un po'. Sì, quindi da quante storie ce ne sono, io posso dirvi però da uno che ci vive qua da un po', che purtroppo magari non sono così aperto, ma non ho mai sentito niente. Non riprendere, amore. Tantissimi animali, tutto quello che c'è in mezzo alla natura, però poi se ne raccontano, perché ti dico, la pietra che raccontavo a loro che parla, secondo me è frutto dei due Dobbiamo andare eventi, lì. dei due eventi E che dove ce scorrono. l'hai questa pietra che Gliel'ho parla? raccontato, gli ho spiegato a loro dove. Ma dov'è? Giù. Ah, hai già detto. Scendendo c'è una casa dove 2 contadini, lavorando un giorno, tagliando la legna più che altro, quindi boscaioli, conoscendo le persone del posto, secondo me erano anche un po' carichi, quindi un po' ubriachi, Mhm. e dicono di aver sentito che c'è un fiume che scende qua, una voce, e hanno identificato la provenienza della voce da questa pietra. Dicevano che c'è un'anima dentro, l'hanno scolpita e l'hanno messa più giù, quindi più giù sta testa, sta forma. Sarà mica quella che noi abbiamo preso come troll? Che è verdina, secondo me potrebbe anche No, essere. no, è un'altra quella. No, un'altra, ma perché abbiamo visto venendo su sulla Una parete casa abbiamo visto. più Dove di l'ha una scritta? casa. Tu che l'hai Quella da scritta? sola che era vuota, che si poteva entrare, che poi tu mi hai detto magari al ritorno la facciamo dopo. Ah, quella sì. Quella è. Ah, quella? Yes. Ottimo. E anche quella è roba tua? No, quella è ben più giù dalle proprietà di. Cioè tu hai preso tutta sta zona qua praticamente. Da dove siete entrati con la macchina, dove siete entrati che avete visto la macchina fino a qua. Ah, la macchina è tua? Sì, è Ah, la ok. sì, per andare avanti e indietro qua. Sì, quello beh, ci ovvio, vuole. se no come fai? Sì. Ok, buono, Dai grazie. che vi porto, Sì, vi dai. faccio fare la sessione qui dentro. Possiamo usare la telecamera dentro? No, sì. Tu non vuoi far vedere l'esterno? Sì, delle case, soprattutto qua dove abitiamo, no, per 1000 motivi. Qua tu dove abiti precisamente? Ah, io credevo su quella lì forse. No, quella vorremmo trasferirvi e trasferirci. E infatti vi facciamo fare il servizio così vediamo se possiamo andare dentro. Ok. Ci fate. Ah, sì, eccoci qua. Aspetta. Sì, si poteva entrare giù, ma stiamo facendo dei lavori, legni ed altra roba. Tranquillo. Guarda che io ti aspetto giù, Scendete giù di Ok. qua e andate dentro qua. Ah, ci lasci proprio a ruota sì. libera? Sì, perché magari vi do interferenza con i macchinari. Ok, grazie.
Uno qui. Mi rispondi, per piacere. Io mi chiamo Lina, tu come ti chiami? Mi fa piacere che siamo venuti a trovarvi. Ma sei sempre quello che ci seguiva sull'altra casa o sei uno nuovo qua? Abitavi qua? Ci racconti la tua storia? Ti dice il tuo nome? Ma voi stavate bene in questa casa? Sei tedesco? Sei contento che c'è qualcuno che ha preso queste case e le vuole mettere a posto? Dai che non le fa crollare. Noi non riusciamo a capirti adesso, dopo vedremo a casa. Però tu cerca di farti capire il più possibile. Volevo sapere come stavi in questa casa. Allora sei contento che qualcuno l'abbia presa e adesso la mette a posto? Ci sta? Sarà contento il proprietario allora, dai. Sono proprio contenta. Sono contenta perché hai trovato un buon feeling con chi viene a abitare qui, con chi abita qui. Guarda, sono contenta per voi, veramente. Ma ci volete raccontare un po' della vostra storia? Mi va se ci salutiamo? Ciao! Non ho capito, ci saluti? Dai, se il padrone ci dà permesso vi andremo a trovare un'altra volta. Saresti contento se veniamo a trovarvi? Ok, ciao! Ciao! Mandy? Salutate, Dai, andiamo via, ciao!